Se poi andiamo a vedere quell'altro, prima i Veneti o prima il Veneto? Primi Veneti era, io almeno ho sentito primi Veneti, sembra una di quelle cose un po' assurde che non ha neanche possibilità di avere un senso. Perché vedete, significherebbe portare in questo paese una specie di apartheid, un discorso che dice ne abbiamo bisogno, li vogliamo per lavorare, ma dopo devono sparire. È una sorta di apartheid. Credo che a questo si ribellerebbe anche la gente che vota Lega, nonostante sembri difficile il discorso che vi faccio, perché vedete, un 11% di stranieri, perché non sono tutti extracomunitari, che vive a Treviso è perfettamente integrata. Perché vedete, anche qui uno studio fatto dalla Caritas dice che questo 11% è integrato bene in provincia di Treviso. Allora c'è da chiedersi, ma perché la Lega continua ad agitare questi spauracchi se questa gente è integrata, se questa gente vive non in ghetti, se questa gente vive la vita dei paesi e delle città? Perché vedete, quando danno le quote di immigrazione le chiedono gli industriali, però alla fin fine questa gente va a lavorare per oltre il 70% nelle piccole e microimprese, quelle da 2-3 addetti, che forzatamente sono nei paesotti e quindi forzatamente si integrano. Certo, problemi ce ne sono e anche tanti mal di pancia, però se il problema è quello della delinquenza e della sicurezza va perseguito quello e non agitato quest'altro, perché l'integrazione c'è e quindi bisognerebbe anche su questo riflettere. Se invece il discorso è prima il Veneto, anche questo è uno di quegli slogan che lasciano il tempo che trova. Perché? Perché lo diceva benissimo sia Flavio Zanonato che la Simonetta. Molte sono le cose che contraddicono questo slogan, prima il Veneto. Vedete, noi molti anni fa, grazie a uno studio accurato sui dati della Ragioneria dello Stato, Ministero del Tesoro, Ragioneria dello Stato, abbiamo scoperto che il Veneto riceveva indietro rispetto a quanto pagava dallo Stato, riceveva indietro meno della metà della media delle altre regioni italiane. La situazione dopo 20 anni non è affatto cambiata. E sì che sono stati al governo per 7 anni di questi ultimi 15 e non mi pare che la situazione sia affatto cambiata. Ma io non intendo, ve lo dite, tanto per scaldare i muscoli queste cose, tanto per allenarmi per questa campagna che mi appare particolarmente dura. È vero, ci sono tanti punti di differenza e difficilmente riusciremo a superare questo handicap, questo gap. C'è una possibilità, se i cittadini del Veneto capiscono che un altro Veneto è possibile, che siamo a una svolta difficile, ma una svolta che dice per esempio al mondo cattolico: state attenti, se voi volete la solidarietà non la trovate certo da quella parte, non sono io che devo convincervi, siete voi che dovete convincervi, siete voi che dovete cambiare la vostra regione, siete voi che avete un'occasione storica per superare. Inutile lamentarsi quando sentite alla televisione o leggete sui giornali di certi episodi, parlo io di malcostume amministrativo, quando certe amministrazioni leghiste danno i contributi a qualcuno e li negano a altri sulla base dell'appartenenza, della provenienza, eccetera. E quando i cattolici si indignano per questo, fanno bene ad indignarsi, ma adesso hanno un'occasione storica per cambiare. Così come quel ceto medio fatto di liberi professionisti, di piccoli imprenditori, che non vuole un Veneto targato Lega, ha un'occasione storica se vuole, quella di cambiare. Così i giovani, se vogliono un futuro diverso, un futuro non chiuso, non reclinato verso il passato, ma che guarda in alto, ma che guarda al futuro, che guarda all'Europa, questa è l'occasione storica. Quindi io credo che se si capisce questo c'è anche la possibilità, ma senza tante spinte, senza tanti manifesti, senza tanti spot che si faranno per carità, perché è giusto farli, ma io credo che sia questo il modo di parlare a questa gente. Volete un Veneto diverso? Volete un Veneto che sfrutti le capacità che ha? Siccome noi purtroppo dalla storia, dall'abitudine, forse da quella che è la nostra caratteristica antropologica, siamo molto pazienti, siamo molto tranquilli, sopportiamo tutto e ci sembra tutto impossibile, io dico che invece è possibile cambiare rotta a questa
regione che ha delle chance che non ha nessun'altra regione in Italia e forse in Europa.